su premio Ottieri che anda a una personalità che ha dato un aiuto umano a spainare la cultura nostra in su mondo. E quest'anno viene entregato a un accademico in Portus, il professore Michele Lopporcaro, che convidiamo a vestire sopra su palco, ad leggere la motivazione Simone Pisano. Salutiamo su professore Lopporcaro, benvenuto. Michele Lopporcaro, siamo su, io sono manco fedalese. Io sono del 63, è ordinario in Svizzera, ordinario di linguistica storica dai 2020 e è incaricato di linguistica generale in San Normale de Pisa, in cui ha studiato. Ha insegnato in altre università pure in Padova, in Cosenza, e in su 89 l'ha andato su premio Borgia per la filologia e la linguistica e in su 2002 su premio Feltrinelli per la linguistica italiana. Conta più de 300 studios de linguistica italiana, romanza e generale in conto de fonetica, fonologia, morfologia, sintassi e lessico dell'italiano e del suo linguaggio suo. Insomma, siamo di fronte a un uomine de cabale e a un studioso del valore. Simone. Michele Lopporcaro è uno dei suoi studiosi più famosi e compreso della linguistica romanza che ha tischiu pronere a pare sa kirche su campo e sa conoscenze teoriche delle scienze linguistica. Su travallo suo è sconnotuno pezzi dai suoi linguisti romanzoso, ma est esempio ladinu prososchi s'accurziano sa linguistica come sa disciplina prustosta delle scienze umane. In conto de sardistica, Michele Lopporcaro ha mostrato che si studio de sa lingua sarda, de so limbazzo locale suoso, e finza sa de sar variedade de contatto, che su gadduresu e tattaresu, può andare in cunza manna a sa sabidoria novasa e a sa linguistica generale. In conto de fonetica e fonologia, ha mostrato come sarziada sar vocale medias de accabbu in limbazzo ormeda de mesania, non è cosa de badas, ma succediti casu bisun fenomenos foneticos precisos, finza raros in sa limba neolatinas, che issu, pro sa prima volta, abboccau a campo commente si deppete. Esperto de morfosintassi, Michele Lopporcaro, nos ha interregau dator novos i supra sar varietades sardas, chi sun prus accostazzo de su gruppo sardu cossu de su capo de supra di Sisula, mostrando commente su contatto vittiano e intimo tra limbar differentes in sa morfologia, potta facer nascere maneras differentes de accordo grammaticale. Travallor de gabbale sun finza sa sos chi ha fatto in conto de su sistema de sorverbos, boccande a pizzu sormodellos prus ispartos in sa categorizzazione mentale isoro. A concruoso, sostraballo suoso in supra de su sardu andau sustanzia forte e abbondante a su connotu nostru. S'esempio suo nos ammustrata commente chi si sia cheri a faveddare chi incapia de sa limba romanicas non pode facere a mancu de aere conoscenzias fungudas finzas in sa limba nostra. Grazie a Simone. Ad consegnare il premio su sindaco de Ottieri Marco Peralta, che multimo sopra su palco, in su mentre sperosi. Mi dia da fare piacere a intendere su professore che accurziamo sei no, che se no non sa Lucas. A dipendere su professore, i te che a venire in Sardegna, in un premio che è il premio più antico, più bezzo, dai su 56 e 66 edizioni. Complimenti intanto. Grazie. Io ho preparato una regionata picocca, però posso rispondere che la Fulvio no, voi no, potete. No, è un onore mannu, Deo Bienzo in Sardegna, 12 anni, da su 80 batte. Da su 80 chimbe, che su 80 batte, dai su 80 batte sono innamorenne con Zeremia, da che fimisi studiantes in Pisa,
e l'ha poco strinta a fare dare saldo, per reattivizzare, su babbo e sa mamma, lui va da iana issoso, però non l'ha fatto dato a sospizzino. Sudeo, oh, ma che ti succede in noi? Non l'ha proposto Dio, scusate. E tanto l'ha poco strinta a lui reattivizzare e poi imparare Deo. E poi si ha seguito a lui va dare con preguntando a sta gente in carrella, in Bonolva prima, che sta su saldo mio, ecco, posso narrare che è un usaldo come narramo noi in linguista, un usaldo ella duoso, chi quiere narrare una lingua va data con un errore, se è un eufemismo, L2, però Bipro, uno pago, mi attrivo e mi piace dall'intendere. E non si fa che piacere intendere gente che non è sarda, vai in sardo con questa qualità del sardo. E tanto non leggete questa regione Picocca, no che in su. Prego. Vado a mancare altri. Prego. Grazie al Meta, che così che da già l'apponata e tanno, Bostorro grazie, è un onore mannu, sì, no, lo ponzo più a fare, lo potto tenere finza Gai. E apponato già come te l'ho imparato e tanno gusto che lo voglio, però questa è una cosa che voglio narrare su fatto de Muzere mia che l'ha inteso da Picocca, vedi una faeddatora drommida, no? Quiescente. E questo è il suo problema mannu de Salimba, su cui narramo noi in linguistica la interruzione della trasmissione intergenerazionale, che è una cosa bella meda, a tenere un'ortografia comune accettata, a tenere una lingua iscritta, è importante, una lingua, però si solfaeddatore senza una della faeddare, con questa ortografia che è bella che ha fatto, lo potete scrivere grasa come te sul latino, adesso è una lingua molta. E questo lo narro sempre a queste persone che mi aiutano rispondendo a questa pregunta schivato in Bida, prima in Bonolva e poi in Salbida e Saldigna, li narro, faeddatelo con figlio il vostro, e insomma mi narrano, però non la puoi faeddare, e tanno faeddatelo con suo nipote, e qualche volta mi hanno nato finza, nipote mio mi strucchidi, si fa il dosaldo, mi lea in giro, e questo è un problema, non è facile, che se tu non la fai dato a sospizzino, è una lingua strana, che non è cosa di famiglia, e no, non deve succedere, non ti deve succedere, ma succedi, e questo tocca a Sossaldo di cambiare questa cosa, e non lo possono fare a Sosattero, Sosattero possono fare bire che finza si stranzo gli interessa da imparare su saldo, e questa è una cosa sola scientifica che al zonarrere, ho commentato Simone, ha poi scritto cosa al meta su saldo, però sempre articolo, ha poi contato con questo premio calchi batto schento 50 pagine, però mai uno libero in treu, e tanno questo è un impinno che leo stasera, Kelzo Fagher pubblicare un libro tutto in tre su saldo, e in sa Gualta de Coveltina, che non isco come tesinara da in saldo, ma papponere Michele Loporcaro, premio Thieri, due amizza, 20 chimbe. Grazie al suo professore, lo premia da su sindaco de Ottieri Marco Peralta, a su quale dimandamos per una idda, una zittale, naramos, come te Ottieri, un viaggiere manno prima di tutto, ma è un'azienda di contivizzare e di mandare avanti sul tempo il benidore. Questa è una delle forze più umane di questa città. Beh, innanzitutto fa tanto piacere, penso che il piacere che sto provando io in questo momento lo provi tutta la platea. Sentire un non sardo che parla così bene il sardo ci riempie di orgoglio, ci fa tanto piacere, e gli faccio anche i complimenti perché lo parla benissimo, veramente. Su Sindigu gai, bibroada. Però, insomma, c'è tanta roba, sono 66 anni di edizione del Premio Zieri, quindi è un prestigioso traguardo, e il Premio Zieri è un faro della cultura sarda, e contiene tanto, perché contiene poesia, letteratura, emotività, ma contiene
quello che io reputo un gesto d'amore verso la nostra cultura e la nostra lingua, perché esprimerci in quella che è la nostra lingua madre, una lingua che è viva, non è morta e che subisce anche, come i linguisti ci possono attestare, delle influenze, vuol dire proprio che la lingua allora è viva. E quindi incoraggio e faccio i complimenti alla giuria, al presidente, a Vittorio Ledda, che conduce magistralmente questo premio, li incoraggio ad andare avanti con sempre più convinzione, sempre più decisione, perché comunque avete anche il sostegno delle istituzioni e mi fa piacere che ci sia anche il dottor Andrea Dettori, il capo di gabinetto dell'assessorato alla cultura, poi intravedo anche i nostri politici locali, Gianluigi, Marco e Anastasia. Quindi anche la politica presta attenzione alla cultura. Lo faremo senza colori, lo faremo non per il gusto di farlo, ma perché ci crediamo. E accolgo l'invito anche di Vittorio nel proporre le iniziative, anche quelle problematiche che dobbiamo vedere per quanto riguarda poi le strutture che dobbiamo mettere a regime e perfezionare. Quindi in bocca al lupo per tanti anni ancora e vi faccio nuovamente i complimenti e complimenti al professore. E grazie a su sindaco che come consigna da su premio che è offerto da Zoreficeria de Tattari Puggioni. Consigna da su premio a su professore Lo Porcaro, su sindaco Marco Peralta. Grazie a fotografia. E passiamo poi a